Benvenuti a questa puntata di Screenshot. Oggi ci troviamo a Porpetto, al canile Made in Friuli. È estate, emergenza animali abbandonati, ma faremo il punto della situazione proprio da qui assieme a Gabriela Giaquinta, che è la presidente dell'associazione Amici della Terra. Qui tantissimi cagnolini, abbiamo visto. In questo momento ci troviamo nell'area sgambamento con Zorro che tra un po' ci raggiungerà, ma partiamo parlando di abbandoni. Sono alti i numeri o no? Allora, i numeri degli abbandoni classici della serie, il cane viene trovato in strada, non è microchippato, quindi è un randaggio, sono scarsissimi. Sono in aumento invece le rinunce alla proprietà, perché oggi come oggi, essendo l'anagrafe canina entrata abbastanza a regime, le persone non possono più permettersi di lasciare i cani abbandonati di qua e di là. Quindi devono giocoforza passare attraverso il comune di residenza e, se ci sono i comprovati motivi, chiedere la rinuncia alla proprietà perché non sono più in grado di gestire e di tenere il cane. Ecco, questo dato è assolutamente in aumento in tutta la regione. Questo canile è ben attrezzato, davvero c'è quest'area a sgambamento, ma ci sono spazi molto grandi e soprattutto Esatto. il cane è seguito 24 ore su 24. Sì, esattamente. I cani sono molto ben seguiti, hanno spazio di movimento H24 perché secondo noi è importante, al di là della presenza dei volontari, al di là del lavoro svolto in maniera magnifica dai dipendenti. Qui abbiamo la fortuna di avere la Silvana che ama i cani ed è bravissima, dobbiamo riconoscerlo. È una volontaria, noi la consideriamo una volontaria. Ecco, il cane deve avere il buon stare tutto il giorno, H24, deve avere l'erba, deve avere l'ombra, deve avere lo spazio da correre e da dormire, il riparo, eccetera. In più, qui abbiamo due aree di sgambamento piuttosto vaste, avete visto, e quindi diciamo che dal punto di vista abitativo, se così si può dire, al cane manca solo la famiglia, insomma, ecco, altrimenti qui ha La tutto. quotidianità di La una famiglia. quotidianità della famiglia, qui ha tutte le cure che possono servire se si ammala, tutte le diete che possono servire se ne ha bisogno, insomma, veramente, se fossi un cane randagio, vorrei venire al Made in Friuli. Assolutamente. Nei giardini che avete visto, nei recinti su erba, i cani hanno la vaschetta con l'acqua corrente, quindi sempre fresca. Insomma, un bel Non è, servizio. non è male, Non no? è male di sti tempi, tra E l'altro. qualcuno, quelli più piccoli, vanno addirittura dentro a rinfrescare. Quanti sono gli animali presenti qui? Adesso sono una cinquantina, no? Silvana 50, 52, sì. E i volontari che seguono questi cani? Allora, abbiamo un discreto numero di volontari perché a registro, dal momento che dobbiamo fare le assicurazioni, a registro assicurati abbiamo 27 volontari che sono suddivisi tra il canile Made in Friuli, che è questo, e il canile di Rive d'Arcano della comunità collinare, un canile pubblico, dove anche abbiamo un gruppo di volontari. Questi sono i volontari operativi, insomma. Ecco. Partiamo da Zorro, raccontiamo la storia di Zorro, che è un cane giovanissimo che ha bisogno di una famiglia, Una anche se qui sta famiglia. benissimo. Sta bene, ma una cosa diversa è avere la quotidianità, l'affetto, andare a dormire sul divano, guardare la televisione con i proprietari. Lui è un bellissimo cane che è derivato dall'Akita americano, i veterinari l'hanno classificato Akita americano, derivato perché non avendo microchip. Ha poco più di un anno, è stato trovato insieme alla sorella, supponiamo, vagante nel comune di Palazzolo, non era microchippato, ecco, uno dei rarissimi cani ritrovati senza microchip. E quindi, essendo questo il canile convenzionato, è arrivato qua. Come vede, è molto socievole, è molto buono, è proprio, cioè, può essere adottato ad occhi chiusi da chiunque, sì.
Da chiunque un momento, sì, Da chi insomma, ha la da chi disponibilità. ha la disponibilità e la Certo, capacità perché anche di ci gestione, certo, perché ovviamente. comunque un giardino è essenziale per lui. Sì, allora guardi, la cosa che sia essenziale il giardino per la detenzione, per prendere un cane, è un po' una favola Mh. metropolitana, perché in realtà il cane vuole stare con il suo branco, perché è un animale da branco, un animale sociale. Nel momento in cui trova una famiglia, quello è il suo branco. Allora, se il branco sta fuori, anche se hai un parco immenso, se sta fuori, sto fuori anch'io. Se stiamo in cucina o in soggiorno, anch'io sto in cucina o in soggiorno. Questa è la psicologia dei cani. Quindi Zorro è da qui da un mesetto, attende una famiglia, come fare per adottare Zorro? Allora, le persone o vengono qui, cioè, il canile è aperto tutti i pomeriggi al pubblico, tranne il mercoledì e il sabato, che comunque è aperto tramite noi volontari. Quindi diciamo che è aperto tutti i pomeriggi e il sabato mattina e pomeriggio, dalle 15 alle 17, adesso con orario estivo. Allora si viene qui, si vedono i cani e se si trova il cane che piace, si vede la compatibilità reciproca, perché anche tu devi piacere al cane. Dopodiché, se le cose procedono bene, si fa una prova, eccetera. Noi procediamo con un controllo presso l'abitazione della persona richiedente per vedere se quanto c'è stato detto corrisponde al vero, se ci sono cose, soprattutto se ci sono degli spazi esterni, che non ci siano possibilità di fuga, insomma si controlla tutto. Dopodiché la persona torna in canile finché non si sente pronta per portare a casa il cane e finché il cane non è pronto a seguirlo. Insomma, bisogna ogni volta valutare tra la persona e la tipologia di cane. C'è il cane che magari ha il colpo di fulmine che immediatamente andrebbe via, l'altro che invece richiede più incontri perché è più selvatico, perché è più paturnioso e quindi bisogna procedere con un momentino più di lentezza. Poi se ci sono altri animali, se qualcuno ha un cane già a casa, allora bisogna fare la prova di compatibilità. Di recente abbiamo fatto 3 incontri in canile per Kira, un Amstaff, e i signori avevano un pastore tedesco, benissimo, vero Silvana, me lo confermi. Lunedì sono andata con il cane, con Kira, a Rodeano per vedere se in casa poteva andare bene, disastro, il cane è gelosissimo. Perché era il suo territorio. Perché quella era casa sua, finché abbiamo fatto una passeggiata fuori, tutto tranquillo. E quindi Dice insomma no, assolutamente. Quindi fallita l'adozione, con grande dispiacere nostro, con grande dispiacere delle persone che non si danno pace, che mi hanno scritto: ma si può fare qualcosa per la gelosia di Balù? Ecco, signori miei, non lo so. Doro, vieni Tato, vieni qua. Vieni qua. Che Mamma mia, quanto sei bello, guarda, a favore di un primo piano. Questo era Zorro, adesso tra poco ci raggiungeranno altri cagnolini e vi presenteremo la loro storia. È arrivato Jack, guardate che bravo che già sta seduto, guardate, proprio molto bravo. Jack cerca una famiglia. Quanto tempo ha Jack? Tanti anni, ormai sugli 8 anni credo. Diciamo che è un cane anziano. È un cane anziano. Diciamo, diversamente giovane, come si usa a dire adesso, no? Lui è diversamente giovane, ma è prestante, è di sana costituzione. Seduto, amore? Seduto? Seduto? Bravo, ecco, bravo. Come vedete sono cani buoni, perché sì, meritano. E da quanto tempo è qui Jack con voi? Sono un po' di anni. Lui è un ritiro, no? Sì. È un ritiro, sì. E sta bene qui con voi, però giustamente... Sì, come avete visto, ai cani, diciamo, sono come cani tenuti in giardino sostanzialmente.
e con persone che li amano e che sono affettuose con loro. Chiaramente manca il nucleo familiare, la quotidianità, no? Ecco, il trovarsi tutte le mattine insieme al proprio nucleo, al proprio branco, perché il cane è un animale sociale, è un animale da branco. Nel momento in cui trova una famiglia, quella diventa il suo branco, no? E quindi il cane vuole stare con il branco, appunto, a capo. Allora, Jack in questo momento si trova qui con noi nell'area sgambamento del canile e siamo all'ombra, stiamo bene, al fresco, ma diamo qualche consiglio per chi tiene il cane a casa o anche lo deve adottare in queste temperature ardenti. Ecco, una raccomandazione che mi sento di fare è quella di lasciare sempre abbondante acqua a disposizione del cane, che abbia ombra se è tenuto in giardino, che abbia delle zone d'ombra. Se è in appartamento, che lo portate fuori, se le persone lo portano fuori a fare la passeggiata, la mattina presto o la sera tardi, perché durante la giornata l'asfalto si arroventa, il cane è molto più basso di noi e quindi respira aria che sarà a 70 gradi, insomma, quindi evitare assolutamente le passeggiate nelle ore critiche, la mattina presto e la sera tardi. Ecco. Se si ha il giardino, il cane lo si può portare fuori a fare la passeggiata la sera tardi, durante il giorno farà i bisognini nell'area del giardino, insomma. Ecco, teneteli i cani al fresco perché, e soprattutto non portateli in macchina, non lasciateli mai in macchina, mai in macchina, mai, 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 mai. Allora noi con Jack andiamo in pubblicità, vieni Jack che lanciamo la pubblicità. Jack, lanciamo la pubblicità, vieni, vieni, vieni. Eccolo qua. Andiamo in pubblicità e poi andiamo a conoscere altre storie dei protagonisti del canile qui di Porpetto. Ciao Jack! Sì, va bene. A tra poco. Di nuovo assieme a Screenshot, questa puntata speciale dedicata all'emergenza abbandono animali in estate. C'è anche un'indagine di Coldiretti con l'esodo estivo. Il 31% di chi possiede un animale non lo lascia a casa, il 60% lo affida a parenti o strutture di accoglienza, il 9% rinuncia addirittura alle vacanze perché non trova strutture che ospitano gli animali, ma non è un problema qui nella nostra regione perché sono tante le località turistiche che accettano gli animali e che quindi i proprietari possono tranquillamente fare le vacanze con i propri amici a quattro zampe, proprio come a Lignano Sabbiadoro, e siamo andati proprio lì per farvi vedere questa tendenza della vacanza con i nostri amici a quattro zampe. Agosto è tempo di vacanze, alcuni ancora purtroppo abbandonano i propri amici a quattro zampe, ma c'è una nuova tendenza, o comunque una tendenza che va sempre a aumentare, quella di portare in vacanza i propri cani. Anche le strutture si adeguano, come la Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro. Alessandro, è così? Sì, infatti ci troviamo qui al Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro, in via Lungomare Marin, una spiaggia dedicata a chi ha un amico a quattro zampe e lo vuole portare in vacanza e non ne vuole assolutamente separarsi. Quindi sempre di più l'utenza è diversificata, arrivano da diverse parti d'Europa, non solo italiani, quindi per condividere, per trascorrere questa vacanza insieme all'inseparabile amico quattro zampe. La cosa poi è ormai da 11 anni che esiste, gli cani hanno completo accesso all'acqua, quindi condividono qualsiasi parte della giornata intera insieme ai loro padroni. La struttura, tanti ombrelloni, non solo, proprio per gestire al meglio i propri cani, anche delle recinzioni. Assolutamente sì, le strutture sono diversificate a seconda delle esigenze dei proprietari e a seconda anche della grandezza dei cani, in modo che tutti possano stare tranquilli e sereni. Quindi ci sono postazioni classiche da spiaggia dove il cane va mantenuto al guinzaglio e postazioni più complesse con una recinzione dedicata dove il cane sta libero all'interno e il padrone si gode del massimo relax. Non solo cani, anche gatti in realtà. Oh certo, anche cani e gatti sono ormai parte, come dicevamo prima, della famiglia, quindi neanche dei gatti si vogliono separare, quindi tranquillamente vengono ospitati qui al Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro.
C'è però un servizio completo, non solo la spiaggia, anche l'albergo che accoglie gli animali. Sì, ormai abbiamo pensato anche alla ricettività, quindi anche a garantire poi un posto letto, una camera d'hotel per i padroni o per le famiglie che hanno chiaramente un cane al seguito. Quindi l'Hotel Gambrinus e l'Hotel La Perla sono due strutture pet friendly che permettono alle famiglie di trascorrere al meglio la settimana, il weekend o il periodo di vacanza che decidono trascorrere, ospitando anche gratuitamente il proprio animale a quattro zampe, potendolo portare insieme con i propri proprietari a fare colazione o accedere agli spazi comuni degli alberghi. In tanti scelgono Lignano Sabbiadoro proprio perché c'è questo tipo di servizio. Assolutamente sì, Lignano è forte su questo argomento, sempre di più sta diventando pet, sempre di più pensa a questa nicchia turistica e quindi per questo ritengo che Lignano sia molto forte non solo per il gruppo Doggy Beach ma anche poi per gli altri alberghi e per i ristoranti che quotidianamente ospitano e garantiscono sempre la ciotola d'acqua o altri spazi o altri servizi per i cani. Quindi insomma l'amore per gli animali è sempre forte, quindi insomma c'è questa possibilità di fare la vacanza tranquillamente con i propri animali, anche se purtroppo gli abbandoni continuano. Gli abbandoni purtroppo continuano, però lottiamo appunto perché gli spazi siano sempre di più, i servizi siano garantiti e quindi ritengo che sia un elemento insomma, che vada a un po' estinguersi. Quindi è un invito a pensare sempre di più a trascorrere le vacanze insieme agli amici a quattro zampe. Lignano è forte su questo e quindi vi aspettiamo. Da Lignano ritorniamo al canile di Porpetto per presentarvi un'altra protagonista di questa puntata che è Bonnie, che cerca famiglia. Bonnie è bionda come me. È buonissima, un po' timidina, raccontiamo la sua storia perché lo era ancora di più tempo fa, proprio perché arriva da una storia particolare, Bonnie. Arriva da una storia particolare, da un sequestro operato dall'azienda sanitaria di Trieste, dalla veterinaria dell'azienda. Era un cane tenuto sul Carso in un campo insieme ad altri animali e anche un altro cane Flash che è qui con noi, però ha un carattere un poco socievole. Ed è arrivata qui in condizioni di sottopeso, con un mantello che erano solo nodi e feltro, insomma. Per cui, sì, lasciamola andare. Per cui è stata tosata, adesso le sta ricrescendo, il suo pelo ondulato e come vede molto guardinga, però anche una cagnolina molto buona. È un cane adulto ma ancora discretamente giovane. Ecco, noi solitamente dividiamo i cani in queste categorie: cucciolo, giovane, adulto e diversamente giovane. Basta. Dobbiamo farlo anche noi, Sì. senza dir l'età. Beh, lei non ha problemi. Bonnie cerca famiglia, ma sta Cerca benissimo che qui. famiglia. Sì, insomma, diciamo che qui i cani non stanno male, sicuramente, però la famiglia è un'altra cosa. Bonnie è una femmina, insomma ci Una sono. delle poche femmine che abbiamo qui in canile, le altre sono 3, 4 in tutto, sono 3 pastori tedeschi grigioni, selvatiche, quasi addomesticate dopo grande fatica, e un'altra pastora tedesca nera, e sono cani di una mole e di una tipologia dove le persone non si sentono di portare a casa cani di certe dimensioni già adulti, perché me lo dicono chiaramente. Perché forse li vedono più impegnativi. Troppo Ma impegnativi, sì. però ci sono anche taglie più piccole, ne ho viste. Ci sono taglie più piccole, e adesso Adesso chi arriverà da noi? Gibo. Gibo, chiudiamo con Gibo. Intanto salutiamo Bonnie che non vede l'ora di Sì, tornare non vede l'ora di dai suoi tornare amici. nel suo Ed è arrivato un altro protagonista della puntata che è Gibo, questo cagnolino di... Quanti anni ha Gibo? Silvana, tu 4 anni? 4 anni. In braccio sta e anche lui ha una storia particolare da raccontare. Fai vedere qua, in favore della telecamera, qua le ferite. Lui come razza è un cane che viene usato per la caccia e ha avuto uno scontro, adesso si è praticamente guarita, gli sta anche ricrescendo il pelo sul musetto. È un cane estremamente vivace,
come tutti i terrier, ma lui in maniera particolare, guardatelo, che l'energia fatta cane, ecco, e speriamo anche per lui di trovare una buona adozione, è giovane. Certo che è un cane, diciamo, impegnativo per l'energia che ha, ecco. Qui sì, sicuramente è necessario avere un giardino perché il cane ha bisogno di sfogarsi, credo, in continuazione, ecco. In appartamento non credo che sarebbe molto contento, solo per andare a dormire, quindi penso in casa, ecco, come tipologia di cane, cioè perlomeno come caratteristiche di questo soggetto. È il primo Jack Terrier che conosco, quindi non so. È un cane che sarebbe in compagnia di altri cani in una famiglia o no? O è un solitario? No. Questo bisogna prenderlo e seguirlo. Sì, questo qui è figlio unico. Figlio Come unico. me. Ma anche loro hanno i loro caratteri, Sì, no? hanno i loro caratteri, sicuramente. Ecco, questo è Gibo, ma sono tante le storie che Sono che tante, da raccontare. ognuno ha una storia alle spalle, una storia che magari in parte conosciamo, oppure ce la racconta il cane con i suoi atteggiamenti, con i suoi comportamenti quando arriva qui. Ce la racconta per filo e per segno, perché vediamo poi i suoi cambiamenti con l'andare del tempo, quando capisce che la vita e la realtà del rapporto con l'uomo può essere diverso da quello che lui aveva conosciuto. E allora vediamo cani che abbiamo recuperato, cani che andavano in difesa della ciotola dell'acqua e che adesso prendono il boccone dal cucchiaio, si fanno imboccare. E quindi quando succedono queste cose il nostro cuore è pieno di gioia. Per chi fosse interessato ad avere informazioni in più, c'è un sito con anche C'è tutte il le foto dei sito, cagnolini. allora, oltre al sito dell'Associazione Amici della Terra e della pagina Facebook, sempre di Amici della Terra Friuli Venezia Giulia, c'è il sito curato dalla Regione, Adotta un amico, dove se si vuol fare una ricerca mirata basta andare in ricerca, mettere il nome del canile di riferimento e vengono fuori le foto dei cani che sono disponibili in quel determinato canile. Comunque noi li pubblicizziamo, facciamo le cartoline belle, facciamo in tutte le maniere per renderli appetibili, per renderli simpatici, cerchiamo, no, di fare il meglio. Possiamo dire che c'è stato il boom di adozioni proprio durante il lockdown con il Covid? Durante il lockdown c'è stato il boom delle adozioni, infatti abbiamo praticamente svuotato il canile di tutti i cani che avevano chance di essere adottati e sono rimasti appunto questi cani grandi, con un passato difficile, eccetera. Con gioia possiamo dire che, al contrario di quello che sentiamo dire in giro, da noi non è rientrato nessuno dei cani che abbiamo dato durante il lockdown, perché chiaramente abbiamo sempre fatto le adozioni con molta cautela, facendo tutte le verifiche. Per cui è stato un periodo buonissimo. Oggi, in questo periodo estivo, forse il caldo, forse i 2 mesi di chiusura, adesso la gente in canile ne vediamo poche richieste di adozione. Penso che sia proprio una reazione ai 2 anni di chiusura, per cui adesso le persone vogliono solo andare in vacanza, vogliono solo andare fuori, non vogliono. Poi a settembre speriamo di riprendere e di trovare casa a questi cagnolini che abbiamo pubblicizzato oggi e anche a tutti gli altri. Noi vi ringraziamo per il lavoro che fate, per tutti questi grazie che diciamo noi da parte di tutti i cagnolini che seguite. Grazie a Gabriella Giaquinta, presidente dell'Associazione Amici della Terra, e volontaria, la volontaria che è qui, che ci ha dato una mano. A Silvana, che lavora ma è anche volontaria. Grazie a Silvana, grazie a tutti i volontari che stanno dietro a queste associazioni, perché siete in tanti. Complimenti, buona estate, sono state vicino agli animali, facciamo un appello, venite qui a vederli perché sono davvero bellissimi e meritano una famiglia. E poi anche noi stiamo meglio vicino agli animali, perché nella nostra vita ci sta. Gli animali sono terapeutici. Esatto, Sì. è vero. Sì, è scientificamente provato, quindi Quindi provateci, grazie mille, buona serata. Grazie mille a voi.